Radio Company e una cover band sul palco e i fuochi a mezzanotte sull'isola Memmia. Ecco come ha trascorso il Capodanno chi ha deciso di rimanere in città. Il freddo e la scarsità di fuochi hanno però fatto ricredere molti spettatori. I tagli effettuati da Penta ci sono stati e si sono fatti sicuramente sentire. Scarsa la lotta della polizia locale contro una cinquantina o più di venditori abusivi. Persa anche la battaglia alle lanterne cinesi e alcol che sono entrate facilmente in Prato della Valle. Dal punto di vista della sicurezza, Prato blindatissimo con strade chiuse a partire dalle 21 con blocchi di cemento armato e varchi presidiati dai vari nuclei antiterrorismo di polizia e carabinieri. Svicenberg Channel News, Padova, Prato della Valle.